Salutato Massimiliano Allegri che ha deciso di sposare la causa rossonera trasferendosi al Milan, l'idea di Cellino è abbastanza chiara. Liberarsi e andare oltre i senatori dello spogliatoio del Cagliari, i quali vengono identificati in Diego Lopez, Daniele Conti e Alessandro Agostini. Quindi per la stagione 2010-2011 l'obiettivo del nuovo allenatore del Cagliari sarà anche quello, oltre alla salvezza, quello di riuscire a sostituire con dei giovani la vecchia guardia rossoblù. Prima di iniziare vi ricordo che se non l'avete ancora fatto è importantissimo che voi vi iscriviate al canale e lasciate un mi piace. A voi non costa niente, a me fa veramente tanto. Un'altra cosa, ho aperto le donazioni, quindi se qualcuno vuole offrirmi un caffè è libero di farlo con i super grazie che trovate giù vicino al tasto del mi piace. L'allenatore designato per questa tentata transizione da parte di Massimo Cellino è Pierpaolo Bisoli, quindi un ex giocatore del Cagliari che sta iniziando a farsi strada nel mondo del calcio. Con il Cesena è riuscito a ottenere una doppia promozione dalla Lega Pro, al periodo si chiamava Lega Pro, l'odierna Serie C, dalla Lega Pro alla Serie A in sole 2 stagioni, come aveva fatto Ranieri a Cagliari. In più deve far fronte anche a diversi movimenti di mercato, infatti va via Jedeias Capucho Nieves che dopo 3 stagioni a Cagliari si trasferisce a Lecce, va via anche Daniele De Sena che va alla Samp, va via anche Joaquin Larrivey che viene mandato in prestito al Colin in Argentina. Marzorati torna dal prestito, quindi torna a Empoli, mentre si svincolano Andrea Parola e Simone Barone. Il giocatore più importante però a cui deve rinunciare Pierpaolo Bisoli è sicuramente il capitano del Cagliari fino a quel momento, e cioè Diego Lopez, che a cui Cellino non rinnova il contratto, quindi parte da Lopez la messa in atto del progetto di Cellino di liberarsi un po' della vecchia guardia rossoblù, a cui non viene rinnovato il contratto, e quindi Diego Lopez opta per il ritiro. Sul fronte degli arrivi invece diciamo che non ci sono tutti questi movimenti per tappare i buchi che si sono creati, contando che è partito anche Lupatelli, il secondo portiere dell'anno precedente, prima dell'arrivo ovviamente di Michael Lagazzi. Un'intervista di Federico Marchetti subito dopo la sciagurata spedizione del Mondiale 2010 farà in modo che Cellino lo metta diciamo fuori rosa, perché ciò che ha detto Marchetti nell'intervista non è andato molto a genio al patron rossoblù. Quindi in porta andrà Michael Lagazzi e secondo portiere arriverà, visto che è partito Cristian Lupatelli e Marchetti andrà ovviamente fuori rosa, arriverà Ivan Pellizzoli. Arriverà anche il riscatto del difensore centrale Lorenzo Ariaudo, arriverà in prestito dall'Albino Leffe Simon Laner, dall'Albino Leffe arriverà anche uno dei primi giocatori del Cagliari a essere diventato l'emblema dei meme rossoblù, che è Gabriele Perico, e il più grande colpo del mercato estivo di quell'anno del Cagliari è sicuramente il ritorno in comproprietà in prestito di Robert Acquafresca. Con questo organico si avvierà Bisoli a iniziare un campionato in cui l'obiettivo sarà di sostituire gradualmente Conti con Rajan Nainggolan, Agostini con Gabriele Perico, e senza il più problema di Diego Lopez che si è riusciti a far ritirare. Oltre a questo anche Costo entra un po' nel mirino dei probabili sostituti con l'inserimento talvolta di Alex Pinardi, arrivato anche lui nel mercato estivo. Alex Pinardi che però poi non troverà abbastanza spazio e già a gennaio tornerà nella serie cadetta al Novara, squadra in cui si accaserà tra l'altro anche Andrea Parola da svincolato, che saranno poi protagonisti di una insperata promozione in Serie A. Il campionato parte con una sfida delicatissima perché c'è Palermo-Cagliari, un Palermo che l'anno precedente si è guadagnato l'accesso alla Coppa UEFA con un grandissimo campionato, addirittura andato vicino alla qualificazione in Champions League, partita che finirà per 0-0, quindi un punto importante che il Cagliari riesce a conquistare. Alla seconda giornata arriva uno dei risultati più rotondi del Cagliari, sicuramente il più rotondo risultato del Cagliari di quella stagione, che è il famosissimo 5-1 rifilato alla Roma in casa. La partita contro la Roma consacrerà ancora una volta Daniele Conti come
un giocatore di fondamentale importanza per la squadra, perché segnerà intanto un bellissimo gol dell'1-0 con una staffilata dal limite dell'area bellissima, poi dopo il pareggio di De Rossi riuscirà anche a procurare il rigore del 2-1 dopo l'intervento sciagurato di Nicolas Burdisso ai danni proprio di Daniele Conti, che uscirà con il ginocchio malconcio da quella situazione. Segnerà Matri il rigore che varrà il 2-1. Roma ovviamente che rimane in 10 uomini per l'espulsione diretta di Burdisso, che meritava forse anche un ergastolo, e a segnare poi saranno Robert Acquafresca, che torna a Cagliari e torna a segnare dopo le annate negative con Atalanta e Genoa. Ne segnerà un altro Alessandro Matti e poi chiuderà i conti Andrea Lazzari per il 5-1 finale. Un Cagliari che sulla linea dell'entusiasmo però si inceppa nelle giornate successive, perché va a pareggiare per 0-0 a Bari e pareggia per 0-0 anche la partita successiva contro la Sampdoria, un avversario ovviamente di tutto rispetto, che però vedremo la Sampdoria come grande decaduta dell'anno, che dopo la qualificazione del quarto posto dell'anno precedente non riuscirà a ripetersi, anzi avrà diversi problemi in questo campionato, raggiungendo un piazzamento decisamente opposto all'anno precedente. Quindi il Cagliari si presenta alla quinta giornata da imbattuto con ben 6 punti in classifica dovuti ai 3 pareggi e la vittoria per 5-1 contro la Roma. L'avversaria della quinta giornata, con il Cagliari unica squadra imbattuta alla quinta giornata perché gioca di posticipo e quindi tutte le squadre sino al posticipo della quinta giornata di campionato hanno almeno perso una partita. Il Cagliari, unica squadra imbattuta, che però alla quinta giornata nel posticipo va a sfidare all'Olimpico di Torino la Juventus. Ovviamente la Juventus vincerà per 4-2, il gol del Cagliari arriveranno entrambi da Alessandro Matri, mentre per la Juve segneranno ci sarà la tripletta di Krasic e il gol di Leo Bonucci. Un Cagliari che non è in grado di tenere testa a una squadra come la Juventus e che inizia comunque a fare fatica. Si apre qui un periodo un po' complicato per la squadra sarda, che va incontro a un altro 0-0, stavolta a Verona contro il Chievo, a cui seguono poi 2 sfide per niente facili, perché si va a sfidare l'Inter a Cagliari in casa e poi la Lazio in trasferta all'Olimpico. Il Cagliari le perde entrambe 1-0 in casa contro l'Inter e 2-1 in trasferta contro la Lazio. A segnare il solito Matri. Per la Lazio segneranno Sergio Floccari e Stefano Mauri. Per tornare a vincere il Cagliari deve aspettare alla 9ª giornata, dove affronta il Bologna che arriva a Cagliari con un Viviano in splendida forma, che però non riesce a bloccare più di tanto la squadra rossoblu, che riesce a imporsi con il gol di Nenè e il gol di Raja Nainggolan per 2-0. Sarà l'ultima vittoria della gestione Bisoli, perché nella giornata successiva il Cagliari andrà incontro a un altro pareggio, stavolta per 1-1 contro un Udinese veramente scatenata quel periodo, e lo vedremo nel girone di ritorno, che è un Udinese per niente da sottovalutare. Stiamo parlando ovviamente dell'Udinese di Guidolin, che può vantare di un organico ben assortito. Vi leggo velocemente la line-up dell'Udinese di quell'anno. Vedeva Andanovic in porta, in difesa Benatia e Zapata, gli esterni Isla e Pasquale, a centrocampo Domizzi, Inler, Asamoah e davanti Floro Flores, Sanchez e Totò Di Natale. Per non parlare poi della panchina, perché i subentrati vediamo che oltre a Giandomenico Pinzi possiamo leggere il nome di un giovane German Denis e di un Pablo Armero, quindi diciamo che è un Udinese abbastanza temibile, e il Cagliari se ne accorgerà alla partita di ritorno in casa. Il pareggio per 1-1 contro l'Udinese, con il vantaggio di Daniele Conti con un gol spettacolare al volo di destra che si insacca sotto l'incrocio, verrà raggiunto poi a fine primo tempo dal gol di Floro Flores. Dopo questa parentesi altalenante del Cagliari nelle prime 10 giornate, all'11ª e alla 12ª giornata il Cagliari ha la possibilità di allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. Questo perché ha la
possibilità di disputare 2 gare consecutive interne. Ovviamente il Cagliari le cicca entrambe perché la prima è contro il Napoli, un Cagliari-Napoli che si sta avviando ormai alla fine sul punteggio di 0-0, quando all'ultimi minuti Bisoli spinge la squadra tutta in avanti perché sente che nell'area ci può essere il gol, però il gol non è quello del Cagliari, perché in una ripartenza con il Cagliari completamente sbilanciato Lavezzi punirà il rossoblù fissando il punteggio sull'1-0 finale per i partenopei. La giornata successiva è l'ultima spiaggia per Pierpaolo Bisoli che si appresta ad ospitare il Genoa al Sant'Elia. Stesso circa copione della partita contro il Napoli, il Cagliari perderà per 1-0 con un gol però stavolta all'83esimo di Ranocchia. Questa seconda sconfitta consecutiva in casa che relegherà il Cagliari a un penultimo posto a pari punti con Brescia e Cesena, alle cui spalle c'è solo il Bari con 9 punti, porterà Cellino a esonerare Pierpaolo Bisoli anzitempo e anche ad accantonare il tentativo di smantellamento dei senatori, perché intanto in panchina arriva Roberto Donadoni e la mano di Donadoni si vede subito perché il Cagliari va a Brescia, vince per 2-1 a Brescia con i gol di Daniele Conti su punizione e Andrea Cosu che serve l'assist per Alessandro Matri per il gol del pareggio dell'1-1. Infatti dopo il rigore di Caracciolo arrivato al 20° minuto il Cagliari riuscirà a ribaltare la partita, a ribaltare il risultato con i gol di Matri e Conti nel giro di 2 minuti. Ma non è finita qua, perché la mano di Roberto Donadoni si vede anche alla giornata successiva in casa. Infatti al Sant'Elia arriva il Lecce e il Cagliari chiude la pratica in soli 28 minuti, perché in 28 minuti al settimo e al 15° Matri ha portato già il Cagliari sul 2-0 e poi al 28° minuto Canini firma il 3-0. Tornerà in partita il Lecce nel secondo tempo con il gol di Olivera, da non confondere con Oliveira, ma Olivera, e di Michele, con Geda in campo che verrà sostituito però a fine primo tempo. Dopo la sconfitta a Firenze firmata Adrian Mutu per 1-0, il Cagliari si trova ad affrontare in casa il Catania e qui sale in cattedra Nenè Anderson da Silva. Infatti sarà una sua tripletta a decidere la partita con un Cagliari che non è un periodo, uno dei migliori periodi per gli attaccanti del Cagliari, perché oltre a Matri gli altri segnano poco. Trova difficoltà nel segnare Nenè, trova difficoltà nel segnare anche Robert Acquafresca e l'unico che riesce ad andare regolarmente in gol è Alessandro Matri. In questa partita però sale in cattedra Nenè con la tripletta segnata nella partita contro il Catania che regalerà il 3-0 al Cagliari. Questo 3-0 verrà seguito da una battuta d'arresto sul campo del Cesena allenato da Ficcadenti, che vedremo più avanti si siederà anche sulla panchina del Cagliari, con un gol di Luis Jiménez che regalerà l'1-0 al Cesena. È una battuta d'arresto che però non demoralizza il Cagliari, che comunque ormai ha imparato ad assorbire anche le battute d'arresto, nonostante la sconfitta che arriva nella partita successiva, ma arriva contro il Milan che sarà campione d'Italia quell'anno, con un gol di Strasser, maledetto gol di Strasser. Per chi si ricorda e chi l'ha vissuto come me, Strasser all'85esimo aveva segnato il gol vittoria per il Milan in una partita che il Cagliari avrebbe potuto benissimo vincere e portare a casa. La buona prestazione messa in campo col Milan si riflette anche nella partita successiva, in cui il Cagliari riesce ad andare a vincere a Parma. Infatti il gol al 22esimo al 31esimo minuto di Robert Acquafresca, che finalmente pare essersi sbloccato e essere in grado di gestire l'attacco anche andando incontro a una cessione invernale di un altro attaccante, comunque permette al Cagliari di vincere 2-1 a Parma. Poi segnerà Giovinco nella ripresa al 54esimo, ma non basterà e quindi il risultato finirà per 2-1 per il Cagliari. Siamo a metà gennaio e, come ho detto prima, Acquafresca ha tranquillizzato un po' Massimo Cellino e anche Roberto Donadoni nel caso il Cagliari dovesse privarsi di un altro attaccante. Ovviamente stiamo parlando dell'attaccante più prolifico che c'era in quel momento tra le fila rossoblù, che non stava accusando il calo di prestazioni degli altri attaccanti, e quindi Alessandro Matri che ha ricevuto la corte della vecchia signora, quindi la Juventus che segue il giocatore, lo vuole a Cagliari e che
Cellino inizia un po' a coprirsi. Viene tra l'altro anche Donadoni inizia a coprirsi le spalle, tra virgolette, perché l'intenzione di acquistare un attaccante nel mercato di riparazione non c'è. Infatti nel mercato di riparazione gli unici movimenti saranno la partenza di Alex Pinardi, che tornerà in Serie B tra le file del Novara, come abbiamo visto inizio video, e l'arrivo di Simone Missiroli, che passerà da Cagliari, ma diciamo non lascerà particolarmente il segno, nonostante poi riuscirà ad affermarsi tra le file di altre squadre in Serie A, come per esempio nel Sassuolo. L'altro arrivo per la sessione invernale del calciomercato del Cagliari sarà l'arrivo di un certo Pablo Seppellini, che i più attenti ricorderanno per una sola citazione in un'intervista. Caputtana. Nelle ultime 3 partite di gennaio il Cagliari torna al suo, diciamo, solito andamento quando gioca in campionato, e cioè vince in casa e perde in trasferta. Infatti vincerà per 3-1 contro il Palermo, in cui Matri andrà nuovamente a rete, e vincerà anche per 2-1 contro il Bari, firmato ovviamente da una doppietta di Alessandro Matri. Okaka segnerà il 2-1 per il Bari, ma la partita scivolerà per i restanti 75 minuti, perché succede tutto nel primo quarto d'ora, nonostante gli errori dal dischetto di Rudolf per il Bari al 42esimo minuto e di Robert Acquafresca quasi al 90esimo per il Cagliari. La partita finirà così. In mezzo c'è la trasferta a Roma contro la Roma, che finirà per 3-0 in favore dei padroni di casa. La doppietta di Matri contro il Bari firmerà anche l'ultima presenza in campo di Matri con la maglia rossoblù, perché al 31 gennaio del 2011, quindi proprio sul gong del calciomercato invernale, avviene il passaggio di Alessandro Matri alla Juventus. Il Cagliari poi si presenta a metà settimana, perché c'è il turno infrasettimanale, il 2 febbraio 2011 a Genova al Ferraris contro Ferraris, Marassi, come preferite, per sfidare la Sampdoria, una Sampdoria in caduta libera. Il Cagliari riuscirà a vincere con un gol al 37esimo minuto di Rajan Nainggolan, un gol tra l'altro bellissimo. Al 53esimo ricordiamo anche che uscì Agazzi e fece la sua unica presenza del campionato anche Ivan Pellizzoli. Dopo la vittoria di Genova, il Cagliari si trova ad occupare addirittura il 9° posto, a soli 3 punti di distanza dalla 8ª in classifica. Il Cagliari infatti ha 32 punti, la Juventus ne ha 35, e la prossima giornata è proprio contro la Juventus, che è a +3 all'8° posto, con quindi la possibilità di aggancio da parte del Cagliari della Juventus all'8° posto. Juventus che tra l'altro schiera anche in campo l'ex di giornata Alessandro Matri, proprio che è 7 giorni dopo il suo trasferimento. La partita finirà per 3-1 in favore dei bianconeri, e 2 dei 3 gol della Juventus li segnerà proprio Alessandro Matri. L'altro gol della Juventus sarà segnato da Luca Toni, mentre per il Cagliari il gol sarà del solito ormai Robert Acquafresca. Il Cagliari continuerà a occupare la 9ª posizione per buona parte del girone di ritorno. Arriverà la vittoria contro il Chievo per 4-1 con il gol di Conti, Canini e la doppietta di Nenè. Per il Chievo segnerà Cyril Terò. Poi sconfitta a San Siro contro l'Inter per 1-0, vittoria in casa contro la Lazio per 1-0 con l'autorete di Diaz, quindi neanche passando per un attaccante del Cagliari. Pareggio importante a Bologna per 2-2 con i gol di Cossu e di Ragazzu, che riescono a ribaltare il rigore che ha portato in vantaggio il Bologna, realizzato da Di Vaio. Bologna che poi riuscirà ad acciuffare il 2-2 all'ultimo minuto, al 90esimo, con il gol di Ramirez. Alla 29esima giornata è tempo di ospitare una lanciatissima Udinese al Sant'Elia, e l'Udinese non lascia scampo al gioco del Cagliari, perché Benetia e Sanchez in 2 minuti a fine primo tempo, tra il 43esimo Benatia, il 44esimo Sanchez, e poi inizio secondo tempo, 48esimo e 54esimo, il gol di Di Natale porteranno l'Udinese sul 4-0 senza appello, con un Cagliari inerme e con il pubblico che applaude. Un Udinese che a Cagliari in quella partita fu davvero spettacolare, e me lo ricordo personalmente, perché quella partita fu il primo a non riuscire neanche a incazzarmi con la squadra, perché la meraviglia del gioco dell'Udinese in quella partita fu davvero abbagliante. Il 4-0 fu doloroso, ma non tanto perché
si riconosceva la superiorità schiacciante di quell'Udinese. Dopo una sconfitta per 2-1 a Napoli contro il partenopeo, sancita da una doppietta di Cavani con in mezzo il gol di Robert Acquafresca, il Cagliari riesce a vincere l'ultima partita del suo campionato alla 31esima giornata. Infatti è un 1-0 a Genova, stavolta contro il Genoa, firmato Robert Acquafresca, che essendo di proprietà del Genoa se la ride quando segna. È una cosa che è rimasta sempre un po' nell'ombra, ma pare che fu quella una delle cose che portò Cellino a non riscattarlo. Non si sa per quale strano motivo, ma poi Acquafresca non verrà riscattato da Cellino e sarà costretto a tornare a Genova dopo il gol vittoria del Cagliari, seguito nell'esultanza da quella risata. In ogni caso il Cagliari raggiunge la quota salvezza alla 31esima giornata con 42 punti che praticamente danno la certezza di quella classica famosissima quota 40 punti che teoricamente dovrebbe tenerti in Serie A. Quella quota 40 punti non regala ancora la salvezza matematica al Cagliari, che però arriverà dopo sole 4 giornate. Dopo il pareggio col Brescia firmato da Cosu e da Caracciolo per il Brescia, il Cagliari sarà protagonista di uno spettacolare pareggio per 3-3 in casa del Lecce, con il Cagliari che diciamo ha anche da recriminare perché era riuscito dopo il gol di Acquafresca, il pareggio di Mesbah, a passare in vantaggio con il gol di Conti e un'altra rete di Robert Acquafresca, con il Lecce che però con i gol di Fabiano e il gol di Corvia riusciranno a rimettere il punteggio sul pari negli ultimi 3 minuti di gioco. Dopo il pareggio con Lecce, il Cagliari va incontro a 4 sconfitte consecutive, come se ormai avesse mollato definitivamente una volta raggiunta la quota salvezza. Infatti il Cagliari raggiungerà la salvezza matematica pur perdendo 4 partite consecutive. Le sconfitte arriveranno con Fiorentina, Catania, Cesena e Milan, con poi l'ultima giornata contro il Parma che si chiuderà sull'1-1 con il gol di Valeri Boginov e l'autorete di Felcher, penso si pronunci così. Scrivetemi la pronuncia corretta nei commenti perché non lo so. Quindi il Cagliari in questa situazione chiuderà la stagione, dopo aver raggiunto quota 45 punti, chiuderà la stagione a un 14° posto dopo aver soggiornato al 9° posto con la possibilità di fare il salto in avanti e l'affondo per magari conquistarsi una Coppa Europea per buona parte del campionato, ma come sappiamo bene l'intenzione di Cellino di andare in Europa non c'è in questo periodo, anche perché lo stadio Sant'Elia non sarebbe a norma per disputare le competizioni europee. E oltretutto, come abbiamo visto, la Sampdoria è retrocessa in Serie B nonostante si fosse qualificata per la Coppa dei Campioni. Questo a Cellino suona anche un po' da campanello d'allarme, perché vuol dire che se non hai una società dietro, cioè una società preparata per andare in Europa, forse è il caso di fermarti prima e goderti un po' di riposo, magari valorizzare qualche giocatore, fare qualche plusvalenza per l'anno successivo, per avere comunque anche l'anno successivo l'organico giusto per rimanere in Serie A. Quindi si chiude con Donadoni in panchina questo campionato del Cagliari, un Cagliari che decisamente, per quello che ricordo io, con Donadoni ha giocato anche discretamente bene, che però come vedremo non verrà confermato. Cellino ovviamente avrà un altro giro di testa come piace a lui e quindi niente, la stagione 2010-2011 si conclude così. Io vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo al prossimo episodio di Cagliari Calcio Story e ci vediamo durante le live che probabilmente trasferirò tutte su YouTube lasciando Twitch e poi niente. Vi ringrazio per avermi seguito, ricordate di iscrivervi, di lasciare un mi piace, per chi vuole c'è l'abbonamento a 99 centesimi oppure può fare una donazione, una tantum con i super grazie, un caffè, quello che volete, se volete, chiaramente non obbligo nessuno, se potete poi soprattutto, perché se non potete tenetevi i soldi, giustamente. E niente, io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito sino a qua e ci vediamo al prossimo video. Ciao!